In Svizzera il 97% del vetro usato viene recuperato con la raccolta differenziata. Ma una volta gettato nel cassonetto, dove va a finire? Il viaggio del vetro luganese passa innanzitutto dall'azienda Bismara Co. di Davesco. Andiamo a vedere. Il vetro che passa di qua ogni anno è circa sulle 5.000 tonnellate all'anno. Diciamo che il grosso viene dalla città di Lugano, ma anche tanto dai comuni limitrofi. Lo separiamo per tipologia, quindi vetro lastra, quindi diciamo tipo le finestre, e vetro delle bottiglie che viene accumulato e raggiunto il quantitativo di circa 24 tonnellate viene caricato su un camion che poi viene mandato dal riciclatore finale, il quale separerà per colore e farà nuovo vetro. Il vetro finisce alla Eurovetro di Origgio. L'idea è di trasformare quello che è un materiale estremamente eterogeneo che riceviamo, quindi con dentro bottiglie grandi, piccole, vasi della marmellata, vasi delle passate, di tutto, in un materiale invece estremamente omogeneo, che è un granulato. Nel nostro impianto più grande sono presenti più di 220 macchine in linea che lavorano il vetro e lo fanno, diciamo, dividendolo prima per granulometrie, quindi per grandezza dei pezzi di vetro, così possiamo dire, che riceviamo, e vanno a purificare dividendolo per granulometrie da differenti inquinanti che si possono trovare all'interno del vetro. Tappi metallici e etichette, ma anche altri rifiuti e materiali. Non lo diciamo mai abbastanza, una tazzina di ceramica non va buttata insieme al vetro, quindi stiamo attenti. Ci sono altri due elementi invece a cui chiediamo di porre particolare attenzione, che sono il cristallo. Il cristallo sembra vetro, è molto lucido, ma non è vetro, perché ha un alto contenuto di piombo. È il vetro di un forno, piuttosto che un piano a induzione, piuttosto che tutti quei vetri che sembrano vetri ma che vengono utilizzati per le loro caratteristiche di resistenza al calore. Ecco, quel tipo di vetro lì non deve essere buttato nel vetro. Il recupero del vetro comporta un risparmio energetico. Il vetro riciclato fonde a temperature più basse, consumando il 25% di energia in meno. L'altro grande risparmio che abbiamo in termini di emissioni di CO2, è importantissimo per l'ambiente. Ogni chilo di vetro riciclato in più permette il risparmio di 0,4 kg di emissioni di CO2 all'interno del processo di fusione, che poi fa in modo di generare nuove bottiglie, nuovi vasi da marmellata e nuovi manufatti. In Svizzera ogni cittadino getta nei cassonetti oltre 40 kg di vetro all'anno, con una quota di riciclaggio pari al 97%. Nell'Unione Europea la percentuale è di poco superiore all'80%. In generale il nostro granulato viene separato per colore, quindi andiamo a identificare differenti tipologie di prodotti e ciascuna tipologia di prodotti viene poi venduta a quello che è l'utilizzo più appropriato. Tipicamente questo utilizzo è proprio quello di chi produce nuove bottiglie e chi produce nuovi contenitori alimentari. Ci sono tantissime altre applicazioni, anche molto interessanti, del vetro riciclato, dalla ceramica agli abrasivi, ai prodotti per costruzione, quindi il vetro non ha una vita, ne ha 1000 e tante volte anche molto diverse tra di loro.